immagini che regala il grande fiume lasciano sempre senza fiato. Il Po, il gigante d'acqua che partendo dal Piemonte bagna 13 province in un territorio che supera i 72.000 km². Qui i 22 milioni di italiani interessati dal suo corso lo guardano con grande rispetto ma anche preoccupazione, come quella dello scorso anno dove la siccità svuotò di netto la portata dell'acqua, ma quest'anno potrebbe essere davvero diverso. Il contributo della neve, il contributo nivale e i serbatoi alpini ci garantiscono un po' come in queste condizioni in cui il livello è un buon livello e l'acqua nelle varie sezioni idrauliche che noi misuriamo ha un'ottima portata. Questa è la magia del Po, quello che noi sentiamo intorno a noi con la fauna, con il rumore dell'acqua, è qualcosa di inebriante. Ma in questo momento secondo me il Po è veramente molto bello, la qualità dell'acqua sta migliorando, faticosamente ma sta migliorando, il tentativo è quello di renderlo fruibile alla gente in modo che la comunità che si trova vicino al Po, ma anche la comunità un po' più lontana, possa apprezzare un habitat come quello che apprezziamo noi adesso, che secondo me è molto poetico e molto evocativo. Avere un Po in salute significa anche garantire l'economia per tutte le persone che usufruiscono di questo Po. Significa produrre energia, significa produrre acqua buona, significa produrre turismo. Il 55% dell'idroelettrico in Italia avviene nel Po. Il 35% dell'agricoltura italiana avviene nel bacino del Po, quindi il valore economico dell'acqua è un valore economico fondamentale. Noi dobbiamo stare molto attenti ai conflitti tra i territori di monte e i territori di valle perché dobbiamo dare dignità a tutti e a tutti riconoscere il giusto quantitativo di acqua. Quindi quantitativo di acqua e qualità dell'acqua sono gli impegni che l'autorità di bacino intraprende quotidianamente per migliorare questo assetto.